Ciao ragazzi, oggi stavo dormendo e ho pensato, mentre dormivo, sognavo proprio di fare questo mini make up per pomeriggio, sera, sì se volete, e mi sono ispirata a un trucco semplice ma soprattutto che vada bene a tutte le ragazze dai 18 anni in su, e ho pensato di fare questo. Per fare questo trucco serve una base bianca che è della Aurelia, che è una base bianca, pennello a sfumature piccole ad angolo, vedete? Una mini trousse che abbia i colori neutri. Io utilizzerò questo che è un violetto, questo qui che è un violetto della The Color Workshop, e c'è di copra per struccarsi ad ogni occasione. Che parole! Allora iniziamo con il primer, questo qui che è una base bianca, copriamo con le mani, lo applichiamo su tutto l'occhio. Scusate, l'ho preso sul specchietto, se non vede nulla. Aspettate. Trovato, fortunatamente. Fatto. Ok, allora iniziamo a spalmarlo su tutto l'occhio. Anche un po' qui. Fatto questa base bianca che sembra niente, andiamo con il nostro pennello, setole piccole, a prendere il nostro viola. Comunque questo andrebbe bene per qualsiasi uscita, qualsiasi trucco. Andiamo a mettere alla fine del nostro occhio. Se non vedete qui facciamo, invece del viola facciamo questo colore blu scuro, sempre nella collezione. Andiamo ad applicare alla fine il nostro occhio, lo andiamo a sfumare su tutto l'occhio. Vediamo ancora e lo mettiamo alla fine. Per intensificare il colore, vedete? E all'inizio dell'occhio mettiamo il grigio scuro, solo un po' di grigio. Vedete? Un effetto. E sopra al nostro occhio andiamo ad applicare il bianco. Adesso vi faccio vedere. Allora, ho utilizzato questo, il grigio perlato e questo, e utilizzerò adesso il bianco sopra alla mia base, quindi sopra qui. Vedete? Per illuminare. Così, quindi andiamo a prendere un po' di blu alla fine del nostro occhio, e lo andiamo a fare tutto.
così, abbiamo terminato il grigio, all'inizio di una palpebra, poi sfumare. All'inizio dovete metterlo il grigio, poi alla fine per sfumarlo giusto un po' mettiamo il bianco, questo qua, per non avere un effetto brusco. Andiamo a applicare sopra anche qua. Ecco, questo è il trucco finale ed è fantastico per la sera è fantasticissimo. Vedete, tra blu scuro, il bianco e il grigio perlato. Vedete, poi ho fatto una pettinatura, in pratica la sirena, qui tutto accigliato, qui liscio, vedete? Potete farlo a casa comunque questo trucco. Adesso andiamo tagliando sempre a setole piccole e acciaio di cupra per stuccare il composto. Non toglierlo del tutto. Ok, con il dito delle mani lo andiamo a togliere. Poi applicate questo alla base, in modo che avete un po' di bianco sulla base, che va sempre bene. Man mano lo togliamo. Abbiamo ancora un po' di crema di Cherry Picra, applichiamo qui, lo togliamo per non avere effetti giusti, va sempre bene. Anche qui togliamo il trucco. Devo togliere l'eccesso. Mettiamo ancora un po' di trucco via. Mettiamo un po' di base. Andiamo a togliere il tutto. Andiamo a togliere con le mani, con le mani. Ecco qui, tolto veramente. Ok, ora fate ancora, andate un po' le ciglia, fate ancora una passata con le mani, con la cernifica. Vedete? Poco, ok. Andiamo a mettere togliere l'eccesso. Arrivo. Perfetto. Ok, non ho fatto un altro, con la cernifica giù, in modo che se fate giù fate tutto e il lavoro è più semplice, più facile. Toglierlo.
risultato finale. Ricapitoliamo. Per fare questo trucco serve una base bianca della Aurida, la nostra mini trousse della Color Workshop. Ho utilizzato il blu scuro, il grigio perlato e il bianco perlato. Poi ho usato il pennellino a setole piccole ma con ripiegatura ad angolo e uno specchio e una cervicuca per struccanti. Io spero che vi siete divertiti a vedere il trucco, ma allo stesso tempo anche la conciatura va bene. Per fare questa conciatura non ci vuole nulla, cioè basta rotolare da parte qui, basta rotolarla e fare il sinonimo, basta, non c'è niente. Vi mando un bacione, ci vediamo la prossima volta, ciao!